Le stelle femminili del tennis internazionale si sono date appuntamento qui a Padova al Circolo Canottieri, che ha ospitato il Challenger Open, valido per l'assegnazione del trofeo Banca Popolare di Vicenza. È l'argentina Paula Ormaechea, la regina dell'edizione 2015 del torneo da $25.000 svoltosi sulla terra rossa della Canottieri Padova. La grintosa 22enne sudamericana, numero 4 del tabellone, ha superato l'avversaria ungherese Reka Lukajani con il punteggio di 6-3, 6-4. Le due finaliste del prestigioso torneo internazionale femminile hanno dato vita ad un match dal ritmo elevato, con colpi ben piazzati. Alla fine l'hanno spuntata la potenza e il gioco dell'Argentina, famosa per aver raggiunto la 53esima posizione del ranking mondiale a solo 19 anni. Dopo un periodo un po' appannato, la tennista sta ora ritornando ai vertici. In questo torneo abbiamo visto che hai superato agevolmente sempre le tue avversarie, era uno dei tuoi obiettivi? È molto difficile per me perché È stato molto difficile per me perché la mia condizione non era ancora al massimo, ma alla fine è andata bene e ora sono molto felice della vittoria. Per ottenere la vittoria. Qual è stata l'avversaria che ti ha dato più filo da torcere? Io credo che tutti. Tutte le avversarie, mi hanno impegnato tutte. Il secondo turno è stato duro, ma direi che ogni partita è stata impegnativa anche perché mi sentivo un po' nervosa. A volte lo erano anche le altre. Io so la otra también, pero todo molto importante. Come sta andando questa stagione? Ancora molto bene, antes más o menos. A volte va molto bene e a volte così così. Nell'ultimo anno e mezzo, non è stato facile per me, ma credo che lavorando molto e con pazienza arriveranno anche i risultati. Io credo che trabajando con paciencia voy a volver. Quest'anno i sudamericani stanno ottenendo dei buoni risultati nel tennis. Sì, speriamo che... Sì, e speriamo che in futuro si vada sempre meglio. Per noi ci sono molti problemi per viaggiare perché il Sud America si trova lontano, ma ci sono numerosi ragazzi e ragazze che possono fare bene. Il tennis sudamericano sta vivendo un buon periodo. Creo che è buono il tennis sudamericano. Oltre al singolare, Paula Ormaechea si è aggiudicata anche il doppio, per il quale è scesa in campo a fianco della sua avversaria in finale, Reka Lukajani. Delusione invece per le giocatrici italiane che si sono fermate tutte al secondo turno, ma sentiamo un giudizio tecnico sul torneo dal direttore dello stesso. Devo dire che quest'anno questa 11ª edizione ci ha premiato con un entry list decisamente interessante. Abbiamo in campo due ragazze molto giovani, entrambe di ottimo livello. Abbiamo perso ieri, secondo me, quella che la svizzera Teichmann, che a 17 anni ho visto veramente un tennis un po' diverso, un po' sempre aggressivo, sempre impressione. Quindi la speranza di questo torneo è lanciare sempre delle giocatrici come la Mladenovic, che ha vinto il torneo, Alice Cornet, cioè delle giocatrici che poi rivedremo sul grande schermo o su Super Tennis, chiaramente. Secondo lei c'è anche qualcuna che si è messa in luce tra le giovanissime? Citiamo un'italiana, purtroppo il tabellone è stato abbastanza avaro di giocatrici italiane, senza dubbio la Bianca Turati, nonostante la sua giovanissima età si è ritirata al terzo set per crampi, dopo una battaglia terribile, poi il caldo di questi giorni non aiuta. Voglio menzionarla perché secondo me ha fatto un ottimo torneo. Qualche altra? Le dico come italiane la Ferrando,
un'altra ragazza di 17 anni, parlavo con Tatiana Garbin proprio dell'evoluzione di questa ragazza. Se parliamo di italiane, senza ombra di dubbio. Anche un'altra straniera che mi è piaciuta moltissimo, 19enne, Petra Uberova, che è uscita ieri nelle semifinali, altra giocatrice che secondo me vedremo anche nei tornei molto più importanti. Quindi possiamo dire che il meglio del tennis femminile si è ritrovato qui a Padova? Sarebbe una presunzione per il direttore del torneo, però voglio dire che gli 11 anni di storia del torneo fanno vedere che abbiamo avuto dei passaggi, Petkovic per esempio, cioè dei nomi di giocatrici decisamente importanti, quindi mi auguro che sia anche quest'anno questa la qualità del torneo che volevamo, insomma. Prospettive per il futuro sempre per quanto riguarda questo torneo? Noi stiamo lottando, come credo tutti i tornei di seconda fascia, cioè di TF, a livello internazionale, con gli sponsor. Lottando è una parola difficile, cioè abbiamo sempre più difficoltà a reperire delle somme di denaro che possano in qualche modo aumentare il valore del torneo. Avremo un progetto di ritornare al Combine, siamo stati, dopo ovviamente Internazionali di Roma, gli unici che per 5 anni hanno fatto maschile e femminile assieme. Ci piacerebbe molto l'anno prossimo riuscire a ritornarci. Presidente Piero Battaglia, che cosa rappresenta per voi questo torneo? Rappresenta un grande impegno, ce la mettiamo tutta, perché il giudizio dei nostri soci, dei nostri ospiti e delle atlete sia positivo. Poi ci teniamo molto anche al supervisor report, che è sempre molto favorevole, quindi speriamo di meritarci anche quest'anno un bel voto. Presidente, questa è la 11ª volta che li ospitate qui sul vostro campo. Per il futuro c'è qualche idea, qualche prospettiva diversa? L'ambizione sarebbe quella di migliorare sempre, di magari aumentare molti premi, fare un torneo più prestigioso o tornare al Combined che abbiamo fatto qualche anno fa. Speriamo magari nell'aiuto della federazione, certamente noi ce la mettiamo tutta, i tempi sono un po' difficili, ma anche quest'anno siamo riusciti ad avere degli sponsor prestigiosi, quindi a superare questa difficoltà. Speriamo di farcela migliorare, ecco. Questo è molto importante per i nostri ragazzi, ma anche per il tennis veneto, perché vedo che molti maestri ragazzi vengono a vedere questo torneo, vuol dire che hanno capito che c'è una buona qualità tecnica. Un commento su questo torneo? Ma io è la 7ª volta che vengo qua, quindi direi che conosco bene sia il circolo che l'organizzatore, quindi diciamo un torneo rodato, un torneo che era abituato a fare eventi più grossi, il Combine, che mi auguro che torni a fare, perché ne hanno e la capacità organizzativa e la struttura. La settimana è andata molto bene e dal punto di vista organizzativo e dal punto di vista del pubblico il tempo è stato clemente, nonostante questa mattina avessimo avuto qualche timore per le finali. Direi un grande successo, assolutamente. Ed è proprio il tennis femminile che negli ultimi tempi sta regalando grandi soddisfazioni, come conferma Alessandro Zambon, delegato provinciale per Padova del Comitato Veneto. Tennis maschile, tennis femminile, anche se ultimamente è quello femminile che ci sta dando delle soddisfazioni più consistenti. C'è interesse comunque intorno al tennis femminile e mi pare che ci sia anche richiesta di tornei internazionali come questo della Canottieri che si è appena concluso. Può darsi che l'anno prossimo se ne aggiunga qualcun altro. È giusto anche alternare, insomma, non fissare l'attenzione solamente sui maschi. Si vedono delle bellissime partite anche in ambito femminile. Tra il folto pubblico che ha seguito con grande emozione la finalissima, anche l'assessore allo sport del comune di Padova, l'ex campionessa di nuoto Cinzia Rampazzo. Il comune di Padova affianca queste manifestazioni. Sì, il comune di Padova affianca tutte le grosse manifestazioni in particolare, poi
Canottieri Padova è una società storica a Padova e cerchiamo di portare avanti questa continuità. Sono contenta di essere stata invitata a questo torneo, questa finale. Vedo 2 ragazzi stanno impegnando molto, hanno molta grinta e speriamo che dia un buon successo anche alla manifestazione. Per una campionessa di nuoto che cosa significa essere qui a seguire una finale di tennis? Beh, a me piace tutto lo sport, sono stata abituata fin da piccola con mio padre ad andare a vedere anche la box, per dire, portava le partite di calcio col Padova, vedere i derby con il Vicenza, insomma tanti sport. Tennis è uno sport completo e lo consiglio anche ai bambini e ragazzi per la loro attività motoria. Canottieri Padova, una storica realtà sportiva che sta investendo sempre più risorse ed energie nella sezione tennis. Gianni Zampieri, direttore sportivo della Canottieri, quali sono i programmi, i progetti che avete in serbo per questa stagione? Si parla di tornei, anche di tornei individuali, un torneo di terza nazionale, maschile e femminile, e una tappa del Grand Prix veterani, Grand Prix over, con tutte le categorie, dall'over 40 all'over 70. Sono 2 manifestazioni ormai classiche per la Canottieri. But I know you're just an image in my